Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo di una tecnica molto semplice per mantenere in ordine le proprie finanze partendo dalla magia simpatica. Ci rifacciamo dunque alla importanza dell'analogia vibratoria per attrarre qualcosa che ovviamente desideriamo attrarre nella nostra vita, e cioè una situazione economica stabile, positiva, favorevole. Come si fa e come si procede? Mi rivolgo in particolar modo alle donne, perché siamo insomma noi donne quelle che portano in giro la borsa, la borsetta e così via, e dunque è più facile che all'interno della borsa si raccolgano vibrazioni dissonanti o discordanti, e dunque è importante appunto cominciare a partire da lì. Gli uomini sono più facilitati in questo senso perché hanno un portafogli e generalmente viaggiano con quello, ripongono tutto là dentro e gli basta. Poi usano le tasche per le chiavi, per le altre cose. Noi donne invece abbiamo appunto la borsa. Dunque, dal punto di vista occulto è necessario, tanto per cominciare, una situazione ordinata. Dunque, evitiamo di portare nelle borse oggetti che non servono, cose vecchie, fazzoletti appallottolati, resti di cibo, di qualche spuntino, che purtroppo, voglio dire, chi ha bimbi piccoli a volte si trova a dover fare. Comunque cerchiamo di non trattare la borsa come un piccolo bidoncino dei rifiuti, se non vogliamo appunto simboleggiare all'esterno di noi con un'energia per analogia, e che dunque ragionando per analogia possa dire che insomma quello che riguarda l'aspetto economico è da buttare. Assolutamente. Dunque, prima regola, ordine. Evitiamo di portare cose che non servono. La borsa, faccia la borsa. Se ci sono delle cose che esulano, documenti, le chiavi, il pacchetto di fazzoletti e quelle altre pochissime essenziali cose che dobbiamo imparare a trasportare con noi, allora si farà un sacchetto a parte. Mi odierete, poi le vostre shopping bag diventeranno vuote, però vi assicuro che vi ringrazieranno moltissimo, perché fluirà un'energia molto diversa. Dunque, che la borsa contenga ciò che è attinente e che non mandi a livello vibratorio delle informazioni dissonanti. Queste semplici regole ci faranno stare meglio, troveremo tutto più facilmente e noteremo alla lunga dei benefici. Questo è importante. Tanto per cominciare, sono regole che sono antichissime e che sono applicazioni di quello che è il vasto, di quello che è il feng shui e così via, ma anche di quello che è il buon senso. Capiremo dal punto di vista occulto come queste poche semplici regole ci aiuteranno veramente in modo molto importante. E dunque, prima regola, ordine. Cominciamo svuotando completamente la borsa e riponendo al suo interno soltanto portafogli o portadocumenti se sono separati, un pacchetto di fazzoletti, il burro di cacao, insomma 4 cose, mi raccomando, le chiavi, tra l'altro le chiavi possibilmente in una tasca a parte, che le loro punte non vadano a disturbare l'altro scomparto dove appunto avremo il portafogli e le cose insomma attinenti ai documenti e cose del genere. Dunque, ben organizzata la borsa. E veniamo al portafogli. Cari miei, nel portafogli va bene le tessere raccolta punti, va bene tutto quello che volete, non dobbiamo però in nessun modo, né nella borsa né nel portafogli, portare oggetti che possano avere un qualsiasi influsso negativo. Dunque, vada bene per le carte di credito,
va bene per le prepagate purché ci sia del credito sopra, è inutile portarsi delle carte che hanno zero caricato su perché chiaramente è un'informazione vibrazionale che non ci serve e potrebbe risultare negativa. Non portiamo estratti conti se gli estratti conti sono rasenti lo zero per non dire sotto. Portiamo soltanto informazioni positive con noi, tutto il resto lo lasciamo a casa. Con noi e a stretto contatto con noi avremo i nostri amuleti, i nostri talismani, possibilmente i sigilli che mi avrete commissionato e che vi aiuteranno veramente, e tutte le altre cose che per analogia e che adesso andremo a vedere ci consentiranno di attrarre a noi. Ora faremo un altro piccolo discorso collegato non solo alle carte, le carte di credito o debito o prepagate che avremo con noi, ma anche proprio al fatto di avere i soldi all'interno del portafogli che dovranno essere trattati ovviamente con il giusto rispetto nei confronti di una forma di coscienza di cui la parte cartacea si fa soltanto manifestazione materiale, ma che è comunque il riflesso di un'intelligenza straordinaria e vi assicuro vivente e molto forte. Dunque sappiamo di doverci approcciare a questa energia, siamo consapevoli di doverlo fare con il massimo rispetto. Dunque soldi appallottolati no, devono essere stesi, conservati correttamente, in ordine di grandezza e di taglio, dunque tutti rivolti dalla stessa faccia e tutti in ordine. Questo poiché ovunque esistono delle gerarchie sul piano materiale, esistono delle gerarchie sul piano spirituale, anche all'interno del flusso del denaro esiste una gerarchia che va rispettata, dunque con il massimo rispetto e gratitudine posizioneremo i soldi dal taglio più grande al taglio più piccolo, tutti in ordine. Adesso non dico che dovrete mettere in ordine anche secondo la sequenza numerica stampigliata sopra, non esageriamo, però sicuramente quando ci approcciamo al denaro è importante farlo in modo ordinato. Un altro piccolo segreto, diciamo così, da portare sempre con sé è semplice. Potete mettere all'interno del portafogli una foglia di alloro, perché l'alloro scaccia le negatività e porta grande positività. L'alloro è associato al dominatore planetario Sole e il Sole è la ricchezza, dunque portiamo una foglia di alloro con noi. Un altro grande magnete per il denaro è la menta, dunque se abbiamo della menta in giardino o la possiamo trovare anche nei supermercati, potremo farla seccare magari all'interno di un libro, schiacciandola e poi portandola con noi nel nostro portafoglio. È possibile fare un sacchettino proprio propiziatorio in questo senso, procurandoci appunto menta, lavanda, benzoino. Se non c'è il benzoino non importa, faremo menta, lavanda, alloro, possibilmente li facciamo tutti sminuzzati e all'interno di questo sacchettino metteremo una calamita. Questo cosa farà? Attirerà a noi, ok? E attirerà che cosa? Cose corrispondenti alle vibrazioni di queste erbe che sono connesse comunque all'aspetto economico, dunque amplificherà sia le erbe amplificheranno il lavoro della calamita e direzionandola, sia la calamita veicolerà le energie di queste erbe, dunque attirando a noi. E questo è un altro piccolo talismano da avere con noi. Ecco, mi dimenticavo, possiamo mettere anche polvere di cannella che è ottima in questo senso. Dunque, sacchettino con lavanda, cannella, menta e alloro, un magnete all'interno, e questo è un piccolo dono che ci possiamo fare e che aiuterà appunto ad attirare positività nel nostro settore finanziario. Un ultimo piccolo suggerimento può essere, lo so, vi sembrerà strano, ma un piccolo vasettino di miele da mettere all'interno della borsa. Certo non sarà necessario farlo sempre, oppure
vi potrà suonare strano, ma il miele attira e viene usato molto nella magia voodoo in alcune circostanze proprio là dove vogliamo attirare. Dunque portatelo con voi, non importa quale sia il tipo di miele, mettetelo, ecco, se proprio vi dovete portare una cianfrusaglia in più, che sia un vasetto di miele. Bene, io vi ho dato tanti piccoli suggerimenti, sono sicura che mettendoli in pratica troverete dei vantaggi. In un'altra condivisione vi dirò altri due piccoli segreti che magari non sono tanto segreti, che però ho notato essere estremamente potenti ed efficaci. Dunque io vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato fino qui e vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, di tornarmi a trovare qui dove appunto vi divulgherò altre cose. Un grande abbraccio e a presto dalla vostra Hildegarda.